Oggi è stata una bellissima processione in onore di Sant'Isidoro e rappresenta anche la prima uscita dei Cavalieri dell'Arda, in modo particolare delle tre bandiere che ci rappresenteranno il 6-7 luglio per San Costantino. Che Ardia sarà questa? Sono stati giorni intensi, polemiche tra il comune e la prefettura, c'è anche una proposta di legge regionale presentata ieri. Come si arriva all'Ardia? Ormai io sono sindaco dal 2017 è sempre una guerra veramente, prepararci e predisporre tutta la documentazione per fare l'Ardia, quindi siamo abituati ormai a lottare e lo facciamo con onore perché crediamo in quello che facciamo e siamo convinti delle nostre ragioni, quindi anche quest'anno penso che sarà sulla falsariga degli anni precedenti. Relativamente a questa proposta di legge, immagino che l'iter sia un po' lungo, quindi non penso che siamo in grado di rispettare i tempi dell'Ardia, però insomma, siamo pronti lo stesso anche senza la proposta di legge, perché l'Ardia si deve fare così come l'abbiamo conosciuta, con tutti gli accorgimenti, perché ce ne sono tanti e sono più che sufficienti affinché ci sia una bellissima Ardia anche quest'anno. Quindi niente caschetti, giubbini protettivi, transenne? Assolutamente, alcune di queste misure che tra l'altro ci vorrebbero imporre sono addirittura più pericolose rispetto ad utilizzarle o a metterle in atto. L'Ardia è una partecipazione libera, chiunque in maniera volontaria può partecipare e può partecipare come meglio crede. Non ci sono prescrizioni per non usarlo o per usarlo, quindi ognuno in sua coscienza si sentirà di partecipare all'Ardia in un determinato modo.